Una volta, in Sicilia, a Pasqua, non c'era la colomba del supermercato. Non c'erano confezioni, sorprese di plastica, né cioccolato luccicante. C'era una cosa sola: la Kuddura Kulova. E bastava quella per sentirsi felici. Le nonne la preparavano in silenzio, con l'impasto dei biscotti. Per i maschi prendeva la forma di un uccello. Per le bambine diventava una borsetta o un cuore in mezzo, un uovo sodo vero, legato con strisce di pasta intrecciata, come le crostate. E sopra quegli zuccherini grossi, colorati che scricchiolavano sotto i denti. Ma la cosa più bella non era il dolce, era il momento. Quando andavi a trovare la nonna ti avvicinavi con rispetto. Dicevi: "Vosia come sta?" Le baciavi la mano e lei tirava fuori la Kuddura. Non era un biscotto, non era un regalo, era un gesto sacro. Era il suo modo per dirti: "Io ci sogno e ti voglio bene". Oggi abbiamo dolci più belli, più costosi, più moderni, ma nessuno potrà mai valere quanto quella Kuddura fatta a mano, con amore e con fede. E tu, te la ricordi? Se l'hai ricevuta almeno una volta, scrivilo nei commenti, perché quella Kuddura era più che un dolce, era memoria.